Quando un vino manda emozione, allora sono venuti a trovare Francesco Ospitaleri qui alla Conte Artemis Maniago a Butrio. Siamo nelle prime colline proprio per capire come si è comportata la vigna in questo periodo pandemico. Allora andiamo ad assaggiare il nostro vino del Pinot Grigio. Allora Francesco, sono a trovarti, cosa troviamo qui dopo una bellissima vendemmia, mi hai detto, no? Una bella stagione per le piante sicuramente. È un'annata particolare per noi, però l'agricoltura non si è fermata, perché di fatto è uno di quei settori fondamentali e poi noi rispondiamo delle piante, le piante non si fermano. Hanno anche quindi, loro le loro malattie, no? Però, ecco, hanno anche loro e se vogliamo calcare la mano su quest'annata, tra l'altro quest'anno si è manifestata una malattia che è il mal de l'esche in maniera abbastanza importante, quindi anche il settore viticolo ha avuto la sua pandemia, passiamo il termine. Però gli accorgimenti ci sono qui. C'è tanto lavoro e quindi comunque durante i mesi anche di chiusura delle altre attività qui si è lavorato non tanto in cantina perché abbiamo rispettato anche noi la chiusura, però in campagna con gli spazi ampi, mettendo le persone ben distanziate, noi abbiamo continuato a seguire la stagionalità dello sviluppo della pianta. Dentro questo bicchiere del Pinot Grigio, ho sentito questi profumi, si comporta sempre bene il Pinot Grigio. Ma il Pinot Grigio nel Triveneto, in Friuli in particolare, è di casa, ormai è un vitigno francese, ma gli è piaciuta l'adozione friulana, tant'è che ormai è affriulano a tutti gli effetti, quindi continua a essere un nostro vino bandiera assieme alla ribolla per queste zone qua e per le zone di pianura assieme anche al Glera Prosecco. In bianco, attenzione perché sì. Grigio, Vacca Rossa, dopo uno dice ma come mai? Cioè, noi facciamo due Pinot Grigi, questo è quello pressato soffice, quindi il fiore, poi ne facciamo uno invece in cui manteniamo il succo a contatto delle bucce a bassa temperatura per qualche ora, per una notte, 2 notti, quello che serve a fargli prendere il suo bel riflesso, e quindi facciamo un Pinot Grigio ramato che manifesta già dal colore questa bella brillantezza e questa bella luce che gli dà questa buccia. Per stare sempre in tema francese, il Merlot come si è comportato? Ma il Merlot, soprattutto, ecco, dai. Secondo me per questa zona, che comunque è una zona calda dei Colli Orientali, siamo la zona più a sud, è stata una bella annata di rossi. Non abbondante, ma questo è un dato generale. Refosco uguale, o meglio? Refosco sì, bella annata anche per il Refosco, i Cabernet, quelli lavorati un po' meglio, quindi diradati, puliti bene, eccetera, buona qualità, qualche altro magari da far scendere di livello, quindi non per la bottiglia principale ma magari per delle bottiglie più da rapporto qualità-prezzo un po' più spinto, quindi bisogna avere, nelle aziende agricole è importante saper selezionare, dall'uva ma poi anche nei vini, quindi quando hai un vino che è effettivamente un grande vino deve uscire con l'etichetta migliore, con la linea principale dell'azienda, quando hai dei vini che non meritano quell'etichetta devi avere degli sbocchi secondari da cui farli. Ecco, l'autunno è una cosa meravigliosa perché possiamo venire nelle cantine, assaggiare già i mostri, ma soprattutto già i primi travasi e soprattutto vedere la panoramica, no? Abbiamo queste foglie che sono cambiate da verdi, sono diventate gialle, marron, rosse. È proprio una tavolozza di colori, no? È uno spettacolo, qualcuno dice... magari non noi che lavoriamo, che per noi è bella quando c'è l'uva, quando c'è la fioritura, perché ci dà l'idea anche della ricchezza, della produzione, ma per chi ci passeggia l'autunno è il momento più bello delle vigne perché è un quadro, basta andare sulla collinare qua dietro, si ha una percezione. Magari con una bella biciclettina, magari fare anche un bel assolutamente percorso. Senti, ti faccio l'ultima domanda, poi ci salutiamo, Francesco, magari dopo prendiamo anche con un vostro vino. Insomma, è difficile essere competitivi oggi come oggi, cioè con tutto quello che ci comporta dietro, insomma, no? Pensavamo a maggio di averla scampata bella, ma ora ci troviamo in autunno che siamo ancora dentro, cioè, e dobbiamo muoverci anche sul mercato, no? Secondo te c'è la possibilità di stare ancora competitivi, insomma? Ma allora in questo momento la proprietà qui ha dato come massima attenzione, come massimo focus la sicurezza
e quindi abbiamo ridotto tutte le uscite. Logicamente è stata un'annata che non ci sono state fiere del vino, se non cose minori ma non quelle principali. Anche i viaggi all'estero sono momentaneamente sospesi o comunque proprio di estrema necessità. Siamo venuti a degustare questo Pinot Grigio veramente esaltante, facciamo anche gli auguri perché siamo sotto le festività natalizie e speriamo che sia anche un buon Natale a te, naturalmente al Conte Alberto, Grazie, ma a soprattutto tutti anche voi. ai tuoi clienti e ai nostri telespettatori. Cin e viva! Viva, Sempre il bicchiere mezzo pieno. sempre.